Una donna di 81 anni è morta oggi nella sua abitazione di Cordenons mentre cucinava il pranzo ai fornelli. I vestiti si sono incendiati, avvolgendole tutto il corpo. A trovarla è stata la vicina di casa Vani Soccorsi. Dopo l'incontro con Pahor a Gorizia, il Presidente della Repubblica Mattarella tornerà in regione il 3 novembre e sarà ad Aquileia per il centenario della traslazione del Milite Ignoto e poi al Sacrario di Re di Puglia. Ha guidato anche per 20 ore al giorno senza rispettare i limiti di legge, pizzicato dalla Polstrada di Pordenone. Un camionista italiano ha ricevuto in un colpo solo 88 sanzioni per 27.000 euro, un Guinness dei reati. Sono oltre 800 gli atleti che il 31 ottobre a Cividale parteciperanno alle gare della Mito Marathon, tra loro anche l'olimpionico Rosolino che si schiererà al fianco dell'Azzurra incerti. Annullato l'avvio sprint dell'Udinese, dopo 9 giornate i punti sono 10 come un anno fa quando si iniziò con 3 sconfitte. Mercoledì c'è il Verona con Tudor 11 punti in 6 gare. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Una donna di 81 anni è morta oggi nella sua abitazione di Cordenons. Mentre cucinava, i vestiti hanno preso fuoco e le fiamme le hanno avvolto tutto il corpo. Inutili purtroppo i soccorsi, attoniti i vicini che l'avevano vista poco prima del pranzo. Stava cucinando il pranzo ai fornelli quando le fiamme del gas le hanno intaccato i vestiti propagandosi velocemente e inesorabilmente su tutto il corpo senza darle scampo la possibilità di chiedere aiuto. È morta così, poco dopo le 13 di oggi, nella sua abitazione di via Udine a Cordenons, Noemi De Benedette di 81 anni. A trovarla, ormai prima di vita, la vicina che, dopo che è mancata la corrente, è andata a sincerarsi delle sue condizioni ma non avendo risposta, è entrata in casa vedendo del fumo nero e facendo la macabra scoperta. Inutili i soccorsi attivati immediatamente. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, i carabinieri municipali e la polizia di Stato che sta procedendo alle indagini anche con l'ausilio della scientifica. A constatare il decesso il medico legale Jennifer Codognotto. Del fatto è stato informato il PM di turno, ma sono escluse responsabilità di terzi. La casa ha subito danni solo all'interno. Attoniti i residenti della via che si sono resi conto del fatto a tragedia avvenuta. Sono andata a prenderla a mezzogiorno meno un quarto dalla fisioterapista, arrivo qua, parcheggio lì, entro di là e le dico Noemi, hai bisogno di qualcosa? Dai, ti scaldo io, ho il braccio così. No Franco, mi arrangio, non preoccuparti, mi scaldo il brodo che ho, poi ho il formaggio, le verdure. Dimmi, vengo dentro, ma no, ce la faccio. Vabbè, un'ora dopo sento l'ambulanza. Noemi De Benedette, casalinga prima della pensione, era rimasta vedova una decina d'anni fa e viveva da sola. Le 2 figlie risiedono fuori regione, a Parma e Trento. La donna aveva anche perso un figlio quasi 30 anni fa. Ancora cronaca, una ragazzina austriaca di 16 anni è stata trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere caduta dalla sua bici nel primo pomeriggio di oggi mentre scendeva dal colle di Gramogliano a Corno di Rosazzo. È accaduto vicino alla chiesetta di Noax. La minore ha riportato un trauma alla testa, sempre cosciente, è stata soccorsa dall'equipe di un'ambulanza. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale di Corno di Rosazzo e poco dopo sono arrivati anche i genitori della 16enne. Perde il controllo della sua auto e finisce nel fossato. È successo nel primo pomeriggio di oggi lungo l'ex strada provinciale 5 tra Fagagna e Rodeano di Rive d'Arcano. In comune di Fagagna l'automobilista, un uomo della zona, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco che lo hanno affidato alle cure mediche dell'equipe sanitaria. Ha riportato diversi traumi e fratture, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Viabilità e rilievi della polizia locale intercomunale di Fagagna. Dopo l'incontro a Gorizia e Nova Gorizia con Borut Pahor, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà nuovamente in regione il 3 novembre quando raggiungerà Aquileia per il centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria. Il Capo dello Stato deporrà una corona d'alloro al cimitero degli eroi sulla tomba di Maria Bergamas, la madre
di un fante italiano morto sul fronte del Carso, che fu chiamata nel 1921 a scegliere tra 11 bare la salma da inviare a Roma perché fosse sepolta nel monumento al milite ignoto del Vittoriano. Mattarella raggiungerà anche la Basilica di Aquileia e poi appuntamento al Sacrario di Re di Puglia. Molto onorato della visita del Capo dello Stato, si dice il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, tornato ieri da Roma proprio per presentare il film dedicato alla vita di Maria Bergamas. Prima la visita al cimitero degli eroi con la deposizione di una corona di alloro e poi ai mosaici della Basilica di Aquileia. Si dipanerà così la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aquileia il prossimo 3 novembre, una visita a cui l'amministrazione comunale tiene molto. Aquileia riscopre ancora una volta la sua grande importanza all'interno della storia della nostra regione, della nostra patria, dell'Italia e dell'Europa intera. Nel 1921 è stata la città madre d'Italia per la scelta della salma del milite ignoto che oggi riposa all'altare della patria, e da qui è partita il 29 ottobre del 1921 per l'appunto, e il presidente Mattarella ha voluto a tutti i costi venire ad Aquileia, veramente una volontà che ha espresso già quest'estate e che si manifesterà appunto il 3 novembre. L'emozione è tanta per me, che l'ho saputo appunto da un po' di giorni, e sicuramente lo sarà anche per la mia comunità, che è pronta e sta lavorando tutta compatta fra associazioni, scuole, per rendere l'accoglienza migliore che si possa dare al Presidente della Repubblica. E per questo importante centenario si mobilitano anche le Pro Loco, 16 quelle della Regione impegnate nella realizzazione del progetto virtuale che ripercorre il viaggio del milite ignoto a un secolo dalla sua partenza dal Friuli verso Roma, con il supporto del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Umpli e la stessa Unione Nazionale tra le Pro Loco d'Italia. Ce ne parla il presidente regionale Walter Pezzarini. Accompagnare attraverso i social network il viaggio del milite ignoto, un secolo dalla sua partenza dal Friuli verso Roma, recuperando l'elenco di tutte le stazioni toccate dal treno che trasportò la bara un secolo fa. Sono 16 le Pro Loco attive in tali località, tutto questo grazie al supporto del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Umpli. Un percorso virtuale 100 anni dopo, in collaborazione con la Pro Loco di Aquileia, l'Umpli nazionale, partirà il prossimo 29 ottobre, proprio a 100 anni esatti dal giorno in cui la salma del milite ignoto è partita dalla Basilica di Aquileia attraverso diverse tappe della nostra Italia, ha toccato oltre un centinaio di paesi e si è fermata in tutti i paesi perché c'era tantissima gente che voleva salutare questa bara che attraversava la nostra Italia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, per arrivare poi a Roma e essere poi portata all'altare della patria. Un momento di unità molto forte, soprattutto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e noi che speriamo, arrivando alla fine anche della pandemia, è importante ricordare questo momento di unità d'Italia. Pordenone, dopo Oristano, è il capoluogo di provincia più sicuro in Italia. Gorizia, quello in cui sono state denunciate più truffe e frodi informatiche. Trieste invece al vertice per violenze sessuali, il tutto in rapporto al numero di residenti. È quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore sull'indice di criminalità delle città italiane. Regione divisa in due sul fronte della criminalità, con Pordenone e Udine in ottima e buona posizione per basso numero di reati denunciati in rapporto alla popolazione residente, e Gorizia e Trieste invece nella parte alta della classifica. Quello esontino è tra i 106 capoluoghi di provincia in Italia quello in cui si registra il maggior numero di truffe e frodi informatiche. Trieste è al vertice della classifica, subito seguita da Gorizia, per violenze sessuali denunciate. Il capoluogo esontino e giuliano risultano poi rispettivamente terza e tredicesima per i reati di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. Buone notizie invece per Pordenone, che risulta essere la seconda città più sicura d'Italia.
È quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore, che oggi ha pubblicato l'indice di criminalità nelle province italiane. La classifica generale vede prima per denunce Milano, seguita da Bologna e Rimini, ultima, quindi la più sicura, Oristano, preceduta da Pordenone. Complessivamente, tra i 106 capoluoghi di provincia, Trieste è al 20° posto, Gorizia al 45°, buona la performance di Udine al 90°, eccellente quella di Pordenone al 105°. Una riconferma per Pordenone, commenta il sindaco Alessandro Ciriani. Il dato è confortante, dimostra l'operatività ed efficacia delle nostre forze dell'ordine, ma anche la coesione sociale ed occupazionale del nostro territorio, requisiti essenziali, conclude il primo cittadino, per bloccare fenomeni di marginalità e potenziale criminalità. A livello nazionale, le denunce nei primi 6 mesi del 2021 segnano un più 7,5% sul 2020, dopo la brusca frenata nei mesi del lockdown, con più scippi, furti di auto e moto, meno nelle case. Le violenze sessuali risultano in crescita del 18%. Sono riprese questa mattina presto le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano che, uscito da casa domenica, non ha fatto rientro. I familiari hanno dato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. La sua auto è stata trovata vicino ad una centralina idroelettrica a Coderno per tutta la giornata. I vigili del fuoco lo hanno cercato, purtroppo senza esito. Oggi in campo i pompieri di Trieste, Pordenone, Venezia e San Daniele, sul posto anche carabinieri e polizia locale. La famiglia si appella a tutti coloro che possano averlo visto. È alto 1,80 m, pesa 76 kg, è stempiato, porta con sé un borsello a tracolla nero, indossa scarpe chiare di tipo ginnico. Chiunque abbia informazioni è pregato di chiamare il 112. Un autista italiano di un'azienda di trasporto ha collezionato una serie di infrazioni da record, guidando anche per 20 ore al giorno. Scoperto dalla polizia stradale di Pordenone, ha ricevuto in un colpo solo 88 sanzioni per un valore di 27.000 euro, un vero Guinness dei reati. In un solo colpo ha collezionato 88 sanzioni e 27.000 euro di multa. L'incredibile sequenza di infrazioni è stata collezionata da un autista italiano dipendente di un'azienda nazionale di trasporto che non rispettava minimamente le normative europee che regolano i tempi di guida e riposo degli autisti professionali. Il conducente è stato fermato all'interporto di Pordenone dagli agenti della polizia stradale impegnati in un servizio di controllo dei mezzi pesanti in occasione della campagna europea di sicurezza stradale Truck and Bus. I poliziotti della stradale di Pordenone, controllando i dati registrati dai dischi del cronotachigrafo degli ultimi 28 giorni, hanno accertato che l'autista per settimane aveva superato di molto i tempi massimi di guida e omesso le pause e i riposi giornalieri. Nei casi peggiori, il conducente aveva guidato addirittura per 20 ore, il limite massimo è di 10, e riposato per sole 4 ore, il minimo è 9 in una sola giornata. Messo di fronte all'evidenza delle infrazioni accertate, l'autista ha ammesso di aver commesso tutte le irregolarità. Sanzionata anche l'impresa di autotrasporti per cui lavora, la quale sarà segnalata al competente ufficio provinciale del lavoro. Ed ora il bollettino Covid. Una donna di 82 anni di Pravis Domini è morta con Covid all'ospedale di Pordenone, dove era recuperata. 71 i nuovi casi su 6.250 tra tamponi molecolari e test rapidi, 8 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 54 quelli ospedalizzati in altri reparti. Sono oltre 1.200 le persone che si trovano in isolamento. Anche Matteo Bassetti è tra coloro che suggeriscono di rivedere la legge che regola il Green Pass. Secondo il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, che prima ricopriva lo stesso incarico a Udine, il lasciapassare verde non sta producendo gli effetti che il governo si augurava. In sostanza, il Green Pass dopo i primi giorni non riesce più a convincere gli indecisi ad immunizzarsi. Ieri in tutta Italia, ha spiegato il professionista su Facebook, si sono registrate meno di 10.000 prime dosi di vaccino dalle 75.000 del 14 ottobre. Forse, sottolinea Bassetti, varrebbe la pena di rivedere lo strumento, rilasciandolo unicamente a chi è vaccinato o chi è immune per infezione pregressa, rendendolo obbligatorio solamente per alcune attività e mansioni. L'infettivologo suggerisce inoltre di dedicarsi
concentrarsi maggiormente alla campagna per la terza dose di vaccino, anziché su uno strumento che ha radicalizzato e non fa cambiare idea a scettici e contrari. Per metterci in sicurezza, sottolinea l'ex direttore della clinica di malattie infettive di Udine, dobbiamo arrivare al 90% di immuni sulla popolazione generale entro Natale. Bisogna anche spingere di più sulle terze dosi ai fragili, agli anziani e ai sanitari. Abbiamo un buon vantaggio che dobbiamo saper amministrare, conclude Bassetti. Regione, Ministeri di Difesa e Cultura e Università di Udine e Trieste hanno sottoscritto un accordo per la gestione di oltre 1550 strutture di difesa. Il protocollo prevede una valorizzazione del patrimonio, oggi a cavallo tra Italia, Slovenia e Croazia. Tutela, valorizzazione turistica e culturale e riuso sociale. Sono circa 1550 le strutture difensive presenti in Friuli Venezia Giulia che per i prossimi 3 anni, l'accordo però è rinnovabile, saranno affidate alle università di Udine e Trieste sulla base del protocollo sottoscritto nella sede della Regione tra l'ente rappresentato dall'assessore Sebastiano Callari, i Ministeri di Difesa e Cultura, la direzione regionale dell'Agenzia del Demanio e ovviamente i rettori Roberto Pinton e Roberto Di Renarda. Oggi abbiamo cominciato probabilmente a scrivere la storia, cioè usciamo, ho detto, da quella che è solo la memoria di chi ha vissuto quei luoghi, la facciamo diventare storia perché diventi anche un'occasione di sfruttamento, perché no, di questo territorio in vista di momenti culturali, di momenti di sviluppo per il nostro territorio. Di Renarda ha ricordato come oggi il futuro è legato alla fratellanza tra i popoli e al superamento delle divisioni di un tempo. Una università moderna deve essere presente sul territorio ed essere a disposizione del territorio. Importante l'impegno poi dell'Ateneo Friulano. Uniud ha sicuramente un'attività importante perché il gruppo coordinato dal professor Piffer di fatto studia già questi manufatti e soprattutto in relazione a ciò che riguarda la guerra fredda. Per esempio qualche mese fa abbiamo avuto un convegno internazionale online che aveva visto però ospiti anche dagli Stati Uniti che vedono questo territorio come particolarmente indicativo di un periodo storico che forse non è ancora abbastanza spiegato. Nel dettaglio il patrimonio difensivo che sarà affidato all'università è quello sul confine orientale, meglio noto come il Vallo Alpino del Littorio, a cui si aggiungono le strutture sulla linea del tagliamento. Porte aperte alla cittadinanza per la prima volta nella discarica di amianto di Porcia, al centro di una richiesta di ampliamento da parte della General Beton alla Regione. La discarica di amianto di Porcia, gestita dalla General Beton, che serve oltre al Friuli Venezia Giulia parte del nord-est, per la prima volta dal 2008, oggi ha aperto le porte ai cittadini, il tutto per mostrare il conferimento e la gestione dei rifiuti e rispondere alle preoccupazioni dei residenti. La discarica, che ha chiuso un primo lotto da 70.000 metri cubi di amianto e ne sta riempiendo un altro da 250.000, è realizzata in un'ex cava ed è in attesa di un ampliamento, subordinato al parere positivo della Regione, al momento non arrivato. Nel nuovo lotto sarebbero stoccati ulteriori 450.000 metri cubi di materiale. Adesso speriamo che si arrivi a una conclusione positiva di questo iter, perché non c'è alternativa a una discarica. Se si chiude la discarica di Porcia, il sistema sta andando in crisi. Il rischio qual è? Come succedeva una volta, non tanti secoli fa, l'amianto come alternativa andava a finire negli alvei dei fiumi, Cellina Meduno, veniva sotterrato abusivamente vicino a casa. Presente anche il sindaco di Porcia, Marco Sartini, che sta studiando un progetto per il recupero delle aree bonificate. La volontà sarebbe quella di far entrare i cittadini con dei percorsi ciclabili, per esempio per le mountain bike, con delle aree di sosta dove sarà possibile anche rimanere a fermarsi a fare un picnic. Ecco, di tutte queste fantasie che nascono soprattutto nei social di quello che accade qui dentro, oggi solo 10 persone sono arrivate a vedere, quindi secondo me è stata poi una montatura che è nata nei social e si è autoalimentata. Un riconoscimento che ha messo i brividi, ha emozionato pubblico e protagonisti, è quello che è stato conferito ieri a Gorizia durante il Premio Regionale Solidarietà 2021. Vittoria e Nicolas, i due ragazzi che hanno difeso da una brutale e assurda aggressione un adolescente autistico a Pordenone, sono stati premiati con la seguente motivazione. Questi due ragazzi, lei di origine romena, lui polacco, ne hanno preso le difese prestando le prime cure, rimanendo a fianco del ragazzo fino all'arrivo dei soccorsi. Il premio, assegnato dal presidente
presidente della Consulta regionale disabili, Mario Brancati, è stato consegnato direttamente dalla vittima del pestaggio, Cristiano Vignana, visibilmente emozionato, ai suoi soccorritori, mentre la platea tributava loro un lungo e sentito applauso. Sappada ospiterà questo venerdì la prima conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca in Friuli Venezia Giulia. L'ha annunciato l'assessore regionale Roberti assieme al vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini e al vice sindaco di Sappada. È stato presentato l'evento oggi in regione. Sappada ospiterà questo venerdì la prima conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, che consentirà di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale che si occupa di questa materia e di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse nel tempo e definire eventuali nuovi interventi per il futuro. Penso che le lingue minoritarie siano un po' il fondamento della specialità del Friuli Venezia Giulia. Siamo una regione composita dove sono presenti più minoranze linguistiche, dove si parlano 4 lingue ufficiali riconosciute e quindi quelle lingue vanno tutelate, vanno salvaguardate e in qualche modo, in ogni modo dobbiamo fare in modo che vengano parlate sempre di più e diffuse sempre di più. L'identità germanofona è un aspetto peculiare, importante, ce l'abbiamo nello statuto, ma ce l'abbiamo nel sangue e credo che da parte della Regione, da parte delle altre comunità, concederci questa occasione sia stata proprio un segno tangibile di questa nostra caratteristica. Si coglie proprio che la minoranza viene rispettata, viene tutelata, cosa che sicuramente anche in Veneto c'era, ma nemmeno paragonabile in termini di attenzione. Una delle proposte che farò è quella della carta d'identità a 2 lingue, un po' come succede per la minoranza linguistica slovena. Per chi volesse ottenere la carta d'identità con la lingua anche tedesca sarebbe un'opportunità importante per il territorio che rappresenta proprio queste minoranze linguistiche. Il corazziere Roberto Zacconi ha donato alla comunità che lo ha accolto, quella di Muzzana del Turgnano, il primo monumento dedicato alla guardia del Capo dello Stato. È stato posizionato nel centro di Muzzana del Turgnano il primo monumento al mondo dedicato ai corazzieri, la guardia d'onore del Presidente della Repubblica. Ieri l'inaugurazione nel corso di una cerimonia pubblica che si è aperta con l'alzabandiera ed è proseguita con una sfilata lungo via Roma. Dopo la celebrazione della Santa Messa, lo scoprimento del monumento donato alla comunità dal corazziere Roberto Zacconi, che da tempo risiede a Muzzana. È un vero piacere, insomma, questa cerimonia di inaugurazione del monumento ai carabinieri corazzieri donato dal nostro concittadino, carabiniere corazziere in congedo Roberto Zacconi. Lui abita da qualche anno in questa comunità e ha deciso di donare questo monumento che è stato collocato in questo luogo centrale della nostra comunità e che ci ricorderà a noi muzzanesi, ma non solo, tutti quei valori che l'Arma dei Carabinieri e dei corazzieri porta con sé. È una comunità che ha avuto 7 corazzieri nati tra le proprie famiglie e quindi in qualche modo ricordare con un monumento il sacrificio, l'impegno e l'attività che questi corazzieri fanno sia dal punto di vista della Guardia del Presidente della Repubblica, ma rappresentando, essendo un corpo associato ai Carabinieri, insomma l'Arma dei Carabinieri all'interno non solo della nostra regione, del nostro paese, è motivo di grande orgoglio. Chiude oggi al Teatro Comunale di Cormons la sua 24esima edizione il Festival Jazz and Wine of Peace del Circolo Controtempo, un festival che con la pandemia è riuscito a reinventarsi creando nuovi percorsi di gusto e musicali e raggiungendo numeri per quanto riguarda il pubblico paragonabili a quelli pre-Covid. Sarà il trio scandinavo dei Rimden al Teatro Comunale di Cormons a chiudere la 24esima edizione del Festival Jazz and Wine of Peace, che fin dalla sua creazione ha avuto l'obiettivo di unire i grandi nomi della musica alle eccellenze vitivinicole del Collio italiano e sloveno. Infatti, nonostante la pandemia, il festival organizzato dal Circolo Controtempo è riuscito a costruire un calendario fatto non solo di sale da concerto, ma anche di cantine e aziende del territorio. A riscuotere particolare successo è stato il percorso Jazz and Taste, con le note dei musicisti abbinate a una specifica degustazione.
5 giorni di concerti divisi tra Italia e Slovenia, con presenze di pubblico, oltre che dai due paesi, anche da Croazia e Austria. Oltre ai Rimden, che come detto chiuderanno questa edizione, sarà il turno anche del pianista austriaco David Hellblock, che presenterà il nuovo album The New Cool insieme al trombettista Sebastian Studnitsky e al chitarrista Arne Jansen. Un connubio perfetto tra sport e turismo per la promozione del territorio del Friuli Venezia Giulia, senza dimenticare le iniziative solidali. Questa è la Mito Marathon, la gara il 31 ottobre a Cividale del Friuli. Oggi la presentazione a Udine, tra i partecipanti anche l'olimpionico Massimiliano Rosolino. Saranno oltre 800 rappresentativi di 15 nazioni gli atleti che domenica 31 ottobre a Cividale parteciperanno alle gare dell'edizione di esordio della Mito Marathon. Tra di loro ci sarà anche l'olimpionico di Sydney 2000 Massimiliano Rosolino, che si schiererà al via della Mito Team Marathon a fianco dell'azzurra Anne Incerti. Quella di Cividale è la prima di 3 tappe di una maratona itinerante che nel 2022 verrà ospitata da Palmanova e nel 2023 da Aquileia. Anziché fare un percorso da ripetere anno dopo anno sempre lo stesso, una medesima località, abbiamo deciso di portare la gente a seguirci lungo un percorso all'intorno della regione. Quest'anno saremo a Cividale, il prossimo anno andremo a Palmanova e il terzo anno andremo ad Aquileia, in una sorta di trittico che andrà a comporre il mito. Quindi ciascuno che porta a casa la singola maratona va a comporre la medaglia finale. Ci sarà una maratona, una mezza maratona e una staffetta 4x10 km, più una corsa in rosa benefica con la raccolta dei fondi della LILT. La staffetta 4x10 va a raccogliere dei fondi per sostenere un ragazzino di Cividale affetto da una malattia rara. Ci sono 15 paesi partecipanti provenienti da tutto il mondo, con tantissimi iscritti, volendo abbinare alla proposta sportiva una anche proposta turistica con la Mito Marathon Card di Promo Turismo, in grado di offrire quei servizi accessori per sia gli iscritti ma anche i familiari visitatori nelle varie città, nei vari siti UNESCO. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive, ci sarà un paragone rispetto alla situazione dell'Udinese un anno fa, è stato di fatto annullato l'avvio sprint dei bianconeri, a questo punto in classifica ci sono gli stessi punti di un anno fa, quando però la stagione iniziò con 3 sconfitte. Subito dopo l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.